Amici di Sportisili, ben ritrovati dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Siamo arrivati a metà praticamente del quarto giorno di ritiro del Palermo 2024 qui dallo splendido scenario della Valtellina. Anche oggi tanto caldo, soprattutto in corso d'opera di giornata. Ben ritrovati da Francesco Cammuca per questo primo appuntamento con Sportisili away qui dal ritiro appunto in terra lombarda, in provincia di Sondrio, per i ragazzi di Alessio Dionisi che oggi hanno fatto una seduta come di consueto molto intensa, non lunghissima ma comunque ricca di contenuti, anche per quello che è successo nel contorno, perché sembra quasi che ci siamo per quanto riguarda i saluti, l'addio di Edoardo Soleri e di Peppe Aurelio, i quali sono attesi in diretta verso la Spezia, verso la Liguria, verso il ritiro dello Spezia, dove dovrebbero raggiungere a breve Luca D'Angelo nell'operazione che porterà Dimitrios Nicolau a vestire la maglia del Palermo. Per il momento nessun nuovo acquisto da segnalare rispetto agli appuntamenti degli ultimi giorni, piuttosto trattative ancora in fermento, anche se oggi in casa rosanero ci si è concentrati sul secondo nuovo arrivo fin qui giunto a Livigno, alla corte di Alessio Dionisi, ovvero sia Alfred Gomis, di cui ci occuperemo nel corso di questa diretta, come di consueto mezz'oretta dedicata anche ai vostri commenti. In tal senso vi invito a commentare sia sulla diretta che potete vedere sulla pagina Facebook, sia su quella attualmente in corso di svolgimento sul nostro canale YouTube. L'invito si estende anche a seguirci, oltre che su Facebook, e iscrivervi su YouTube, a seguirci su Instagram, su TikTok, su X o per i più nostalgici Twitter, oltre ovviamente a leggere il nostro sito www.sportisili.it, dove c'è un'attività in pieno fermento, perché non solo Palermo ovviamente in quella che possiamo definire la casa dello sport siciliano, visto che Trapani e Catania annunciano colpi in arrivo, anche dal tennis ci sono novità importanti per quel che riguarda il Palermo Ladies Open, insomma tanta carne al fuoco. Ma ovviamente in questo contenitore qui da Livigno ci occuperemo delle vicende di casa rosanero. Intanto voglio salutare, e ne approfitto anche per fare un discorso un po' più ampio, saluto Walter Bertucci di BHR Helmets, che mi commenta, mi saluta, anche se io questo braccio muscoloso che tu mattina ai commenti me lo posso sognare la notte, caro Walter. Ne approfitto per ringraziare gli sponsor e i nostri partner che ci stanno sostenendo, ci stanno consentendo naturalmente di essere qui con voi. Li potete vedere in sovraimpressione, li potete vedere naturalmente su tutti i nostri contenuti multimediali. Naturalmente li ringraziamo per il loro apporto a questo appuntamento, secondo appuntamento dopo quello dello scorso anno tra le montagne di Ronzone e di Pinzolo, per appunto sostenerci. E comincio con la prima domanda che ci rivolge la pagina Rosanero Ti Amo su Facebook: quando arrivano Henry e Pierozzi? Quando arriva Henry penso che sia questione di ore, visto che come abbiamo spiegato ieri era tutto concatenato, no? L'arrivo di Henry con la partenza di Soleri, con l'arrivo di Nicolau. Il fatto che oggi, come possiamo vedere anche dalla clip che il buon Anthony Massaro oggi dalla regia può mostrare, relativa a Soleri, Aurelio e Fella, perché proprio loro tre oggi si sono allenati a parte, o comunque si sono allenati in maniera soft, in maniera blanda, e in particolare per Soleri e Aurelio la situazione è la seguente, ovvero sia che oggi il Palermo li ha fatti allenare staccati dal resto del gruppo, ma non hanno toccato palla, hanno fatto un po' di movimento. Possiamo anche chiudere questa clip relativa appunto al lavoro di Soleri, Aurelio e Fella, che ha iniziato il lavoro con il resto del gruppo, salvo poi lasciare anzitempo il terreno di gioco. Non c'è dato sapere se per problemi fisici, lo scopriremo magari nel report che il Palermo pubblicherà al termine della giornata, o se per questioni di calciomercato, chi lo sa. Ricordiamo che tra altre cose oggi il Palermo non si allenerà di pomeriggio, quindi l'attività qui al centro sportivo Acquagranda di Livigno si è concluso con la conferenza stampa di Alfred Gomis, di cui a breve vi offriremo qualche stralcio. Proseguo con i commenti. È vero, l'interesse per Ceccherini del Verona, sempre la pagina Rosanero Ti Amo ci chiede, non ci risulta, anche perché, come vi stiamo dicendo già da qualche giorno, è addirittura d'arrivo la trattativa per Dimitrios Nicolau, difensore che arriverà dallo Spezia per l'appunto
in cambio dei cartellini di Peppe Aurelio e di Edoardo Soleri, almeno questo dice il radiomercato e questo risulta alla nostra redazione. Quindi con l'arrivo di Nicolau, con il rientro di Nedelcearo e con la presenza di Lucioni, Peda e in ultima istanza Simon Graves, difficilmente il Palermo opererà per un altro centrale difensivo, ferma restando l'esperienza e fermo restando il curriculum di Federico Ceccherini, giocatore del Verona, anche con esperienza a Livorno, per citarne un'altra. Alle mie spalle potete sentire, naturalmente nulla a che vedere con la cronaca dal campo, potete sentire il trattore, no? il mezzo che serve per rimettere in sesto il terreno di gioco del centro sportivo Acquagranda. Perché ve lo sto menzionando? Perché purtroppo, e qui devo complimentarmi con l'ufficio stampa e in particolare con Massimiliano Caracappa dello staff del Palermo, perché siamo stati costretti nel corso della conferenza stampa di Alfred Gomis a fermarci tutti, perché stava intervenendo appunto questo mezzo che serve più che altro per ripianare il fondo del campo centrale del centro sportivo Acquagranda di Livigno. Perché vi ho detto questo? Perché mi serviva un link per farvi vedere il primo stralcio della conferenza stampa del nuovo portiere arrivato a titolo definitivo dal Rennes. Naturalmente non nella parte relativa ai libri, quella la sentirete dopo, questa possiamo anche non mostrarla, la mostreremo dopo. La parte appunto relativa al suo arrivo a Palermo e a quelle che sono le sue ambizioni a livello individuale e a livello di squadra. Sentiamo. Ma onestamente ad oggi in ritiro non sto più leggendo, devo finire di leggermi le conclusioni dell'ultimo libro che ho letto, però sto cercando di utilizzare questo tempo qua per potermi integrare nel gruppo, fare la conoscenza degli altri ragazzi, perciò dedico il tempo soprattutto a questa cosa, stare nel gruppo e farmi conoscere anche e mettere a disposizione del gruppo. Sicuramente il fatto di tornare in Italia ha influito, perché sono stato fuori, sono stato in Francia, ho fatto una bellissima esperienza, sono contento anche dei risultati che sono riuscito a ottenere in un campionato diverso, giocare le coppe europee e crescere anche a livello professionale, apprendere altre cose, vedere un modo di lavorare diverso, però tornare in Italia comunque è un paese che io conosco molto bene, dove mi trovo molto bene, dove la mia famiglia è rimasta a vivere, quindi scelte di vita e non solo, perché vedo che anche il campionato, soprattutto quello di Serie B, è super competitivo. Il Palermo ha un progetto molto importante, non dimentichiamoci che fa parte di un gruppo forse leader mondiale, perciò ci sono state le giuste condizioni e c'erano i giusti requisiti per cui questo matrimonio fosse fatto. Sicuramente il gruppo è molto importante, avere un gruppo sano, coeso e che tutti quanti vadano nella stessa direzione. Poi le qualità sono sicuro che non mancheranno, perché comunque già l'anno scorso la squadra ha fatto cose molto interessanti, bene o male cose ottime dal mio punto di vista, perché comunque si parte sempre con un obiettivo molto importante, ma poi centrarlo, specialmente in Serie B, non è così scontato. Non è perché ti chiami Palermo allora centri l'obiettivo. Ci sono giocatori di qualità, arriveranno altri giocatori di qualità, ma l'importante è che ci sia coesione nel gruppo, perché è quella cosa che può fare la differenza. Ma penso che non ci fosse neanche il caso di parlarne con mio fratello, perché comunque è risaputo a livello mondiale probabilmente il calore che c'è in queste piazze, perciò, e io avendo anche giocato tanti anni in Italia lo so benissimo cosa vuol dire. Quindi sono contento anche di fare questa esperienza. Sicuramente Palermo è una piazza soprattutto che è in Serie B in quanto a categoria, ma in quanto a tifoseria e tutto è di categoria superiore. E la società penso che stia lavorando per riportare la squadra dove gli compete, dove merita. Non sarà facile, saranno momenti difficili e tutto, ma sicuramente, come ha detto la società, vogliamo migliorare il risultato dell'anno scorso. Ma la nazionale penso sia una conseguenza. Perciò punto primo, dare il meglio di me in questa piazza, aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo, e poi ho fatto un gran bel percorso nazionale, mi sono tolto anche alcune soddisfazioni, adesso vedremo semplicemente. Io oggi sono focus su Palermo perché questa è l'esperienza, però al momento sono focus sulla società Palermo e basta. Rientriamo dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Interessante l'approccio di Alfred Gomis, che dice: questa sarà una squadra composta da 24-25 titolari, io me la gioco, del resto
è il mood di chi arriva in una realtà nuova con tante esperienze. Tra l'altro un anno difficile per lui, una sola presenza con la maglia del Lorient in Francia, quindi vedremo come anche si adatterà anche al tipo di gioco che applicherà Federico Dionisi, perché come ben sappiamo il portiere ormai non si limita più soltanto a parare, fa parte integrante dello schema di gioco, dello stile di gioco di una squadra. Commento su Henry arriva come sostituto di Solerio, come alternativa possibile a Brunori. Al momento arriva per completare il reparto, vedremo naturalmente come si evolverà la situazione Brunori, perché per il momento si sta gettando tanta acqua sul fuoco per quanto riguarda la situazione Brunori. Per il momento tutto tace, per il momento nulla di nuovo, e Brunori che per il momento rimane, come ha detto sia De Santis sia Dionisi, parte integrante del progetto del Palermo. Mi allaccio a quello che potrebbe essere il mese di agosto, ovvero sia il mese più caldo delle trattative, perché ad agosto il Palermo giocherà la sua ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione. Ricordo 11 agosto partita sul campo del Parma in Coppa Italia. Il 3 di agosto invece il Palermo sarà impegnato sul campo degli inglesi dell'Oxford United, squadra che militerà nel prossimo campionato di Championship. Sul sito www.sportisili.it potrete trovare tutte le novità relative ai biglietti, all'acquisto dei biglietti. C'è da Ma onestamente ad oggi in ritiro non sto più leggendo, devo finire di leggermi le conclusioni dell'ultimo libro che ho letto, però sto cercando di utilizzare questo tempo qua per potermi integrare nel gruppo, fare la conoscenza degli altri ragazzi, perciò dedico il tempo soprattutto a questa cosa, stare nel gruppo e farmi conoscere anche. Sicuramente mi sono portato altri libri, sto aspettando il momento giusto, magari momenti tra virgolette morti in camera, queste cose per poterne fare, per poter leggere. Con i ragazzi ho avuto una bella discussione ieri con un giocatore, siamo messi a parlare un po', partendo da questa passione fino a poi arrivare a vita in generale, che sia a livello storico. Voilà, quindi è stata anche una bella cosa, come dicevo, conoscendo i ragazzi ho avuto modo di parlare anche con loro di queste cose e uscire anche semplicemente dal fattore calcistico. Non lo so, perché secondo me ogni libro è scritto iniziando da una pagina bianca, quindi riuscire a mescolarli e far sì che sia uguale alla mia storia, no. Posso prendere spunti da tanti vari libri, forse Shantaram per il tipo di viaggio che ha fatto l'autore, perché tra virgolette si ritrova in un mondo non suo, in India, in un paese non suo, come io mi sono ritrovato in Italia, e poi riesce a farlo diventare, a far sì che diventi anche suo paese, come ad oggi io mi sento italiano, come mi sento senegalese nella maniera più assoluta. Rientriamo qui da Livigno, per quelli che sono anche, per quelle che sono anche le vostre curiosità relative al momento del Palermo a questo ritiro. Ricordiamo che tra altre cose sabato si farà anche il primo test amichevole con la rappresentativa LND di Sondrio, il che non significa che giocherà la squadra del Sondrio, una rappresentativa con i migliori giocatori del territorio, classica amichevole per aprire il ritiro e per anche avere le prime risposte dopo una settimana di lavoro. Ricordo ancora una volta che nel pomeriggio il Palermo non
si allenerà, quindi tutto rinviato a domani mattina per i lavori sul terreno gioco. Vado a leggere ancora qualche messaggio, in particolare quello di Giusto Sinfonia, che scrive: al momento altre trattative. Le trattative sono quelle che vi abbiamo enunciato nel corso delle ultime dirette per quanto riguarda la difesa. Nicolau è in di arrivo con Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio, che dovrebbero fare il percorso inverso direzione La Spezia. Per la fascia estrella di Feo l'arrivo di Pierozzi dalla Fiorentina dopo l'annata non fortunatissima alla Salernitana. Per il momento non si muove nulla, perché, come stavo dicendo prima, di mandare la clip sull'azione di Gomis, e a breve ci torno anche, il